Vediamo se riesco a ricordarvi a braccio tutte le cose che voglio dire. Lago Miseno, Lago di Miseno, non mi ricordo. Ciao, come state? Io sono molto rilassato, sono molto contento e mi sto divertendo molto in questi giorni napoletani. Però arrivano queste notizie, queste interviste. La premessa deve essere subito quella che ne sappiamo come l'hanno tradotte, però le hanno riportate un po' tutti e quindi vanno commentate le notizie, le parole di Kevin De Bruyne per quanto riguarda il gioco, per quanto riguarda Conte, che ha detto che è bene, è contento che se ne è andato. Sono parecchie le riflessioni. Ho visto un po' di commenti in giro e parlano in inglese i turisti. Alcuni commenti subito a favore di Conte, dice no, De Bruyne sta zitto, c'è un solo giocatore che poteva permettersi, che è Maradona, e gli altri devono fare solamente quello che ti dice l'allenatore. Altri invece si sono divertiti a dire Conte è così, ti fa giocare male, eccetera eccetera. L'altra riflessione è Allegri, cioè Kevin, ti devo dire una cosa, chi glielo dice a Kevin che se Conte ha fatto bene a dire adesso è bene che se n'è andato perché io voglio giocarmi, voglio divertirmi, si era detto che si sarebbe giocato in un modo e poi non si è fatto, e chi glielo dice che mo arriva Allegri? Non è che la cosa adesso sì, che si giocherà in un certo modo, è un problema che andrebbe affrontato. Ancora altri hanno detto che, visto che De Bruyne, questo è importante ricordarlo come storico, De Bruyne è stato preso prima di Conte, e quando è stato preso De Bruyne, visto che si parlava già di Allegri l'anno scorso, qualche altra riflessione era che De Bruyne doveva essere il regalo per Allegri per impostare il suo gioco, ed è facile immaginare che De Bruyne avrebbe giocato con Allegri così come Allegri ha fatto giocare Modric, e cioè centrale, regista, mediano in quel suo 3-5-2 che poi ha impostato nel Milan. Adesso tutti stanno dicendo così giocherà Allegri, il Napoli di Allegri 4-3-3. Vabbè, pure mi sfizia l'idea che il Napoli di base, di default, deve partire sempre col 4-3 con qualsiasi allenatore. D'altra parte anche con Conte l'anno scorso l'abbiamo fatto spesso, lui disse all'inizio 4-3, 4-3, poi si arriva al 10° posto perché volete il 4-3, poi ci arrivò anche lui. Quindi questa speranza radicata che comunque il Napoli, al di là di tutto, stare a Napoli sei quasi costretto a giocare in un certo modo e a cercare anche un gioco propositivo. Poi con Conte l'abbiamo visto, ci siamo dovuti adattare a quelle che erano le emergenze, e questo De Bruyne non lo dice. Questa secondo me è la riflessione principale. Se ti avevano detto no, guarda, si giocherà in un certo modo, e così avevamo cominciato, perché Conte aveva cominciato cercando di metterli tutti in campo, tutti centrocampisti, quindi significa tenere di più il pallino del gioco, essere propositivi, fare un certo tipo di proposizione di gioco che doveva essere quello. Poi ti sono venuti meno uno alla volta tutti gli elementi per farlo e hai dovuto cambiare, ti sei dovuto mettere in un certo modo. Poi nel frattempo che ci siamo messi in un certo modo, De Bruyne si è struppiato, si è fatto male, non lo abbiamo mai avuto, e anche quelli che adesso stanno giudicando De Bruyne dice vabbè, ma tu non ci hai dato niente, stai zitto. Ma non ci ha potuto dare niente perché non c'era in campo. Poi quando è ritornato delle cose ce le ha fatte vedere, poche cose perché poche occasioni ha avuto. Quindi la riflessione è questa adesso. Dice sì, se n'è andato Conte, De Bruyne dice sono contento che non è rimasto perché si doveva giocare in un certo modo, ma arriva Allegri che doveva essere il tuo allenatore probabilmente anche l'anno scorso, quindi se ti avevano detto qualcosa dice non ti preoccupare, il nostro allenatore sarà o Allegri o Conte, si giocherà in un certo modo, lo prendete in giro, ma De Bruyne non lo sa come giocano, quali sono le proposte di gioco di questi allenatori, cioè che stiamo parlando,
Quindi a questo dobbiamo aggiungerci che c'è stato un post della scuola calcio dove il piccolo De Bruyne ha giocato quest'anno, e ho visto un post di saluti al piccolo da parte dell'istruttore, e pure là le polemiche, dice adesso però dovete fare i post per tutti i bambini che se ne vanno perché lui è diverso, eccetera eccetera. Lui ha risposto no, quello se ne va, ora se ne può andare perché se ne va, perché fa un altro sport, perché gli piace anche il tennis, oppure perché è De Bruyne che se ne va, perché la riflessione è automatica. Se De Bruyne fa questo tipo di discorso e poi arriva Allegri e qualcuno gli spiega guarda che con Allegri non è che non è che la situazione migliora a livello di proposta di dominio, di gioco divertente che tu vuoi fare, anzi probabilmente meno di Conte sotto quel punto di vista. Stiamo salutando De Bruyne anzitempo, perché ci avevano anche detto che lui voleva onorare il suo contratto e voleva poi farci vedere che senza l'infortunio di quello che era capace di fare. Guagliù, non è bellissimo, come non è bellissimo l'infortunio che è capitato a Gilmour, dispiace molto, anche lì colpa di Conte che lo ha mandato in campo in questa amichevole premondiale. Gilmour si è fatto male da solo, si sarà girato il ginocchio, non si è capito perché. Si può dare la colpa a Conte che l'ha faticato troppo, ha giocato pochissimo, però voglio, è così, dobbiamo solo ricompattarci. Sarà ancora lunga perché tra l'altro Allegri pare che deve ancora risolvere il suo contratto, quindi non c'è niente ancora di ufficiale, però si comincia già con le polemiche, si finisce, non lo so se considerarlo questo il finale della stagione o l'inizio della nuova, però non va benissimo. Cerco di non pensarci troppo in questi giorni perché sto ancora in vacanza, però sempre un saluto ve lo voglio sempre fare, se posso prendermi un paio di minuti per salutarvi, e vado a mangiare da Bacoli. Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, è una giornata meravigliosa, speriamo bene. Tra l'altro, perché io poi mi dimentico, ho fatto un montaggio veloce, Stellini ha risposto, ma che cioè, subito Stellini ha chiamato lui Corriere dello Sport, cioè, no, non lo so, dice no, ma ha poco senso che forse a Napoli arrivano giocatori di 33 anni, serve gente che poi deve essere da esempio ai giovani, portare entusiasmo, questo entusiasmo non l'ho visto, ma era infortunato, cioè anche questa mi sembra una polemica sterile, quella di Stellini che risponde a De Bruyne poi per difendere le sue cose. Ma che significa? Non capisco le schermaglie. Oggi forse perché sono in modalità vacanza e quindi non voglio avere opinioni. Voglio solo che si definisca quello che è il futuro e il progetto del Napoli. Vorrei che non si lavorasse a vista così a casaccio, ma ne parleremo.